21ª edizione per l'appuntamento che ogni anno unisce i confratelli e le consorelle dei 23 sodalizi presenti in diocesi. Un'occasione per ritrovarsi e raccogliere stimoli per iniziare il nuovo anno di attività, nel solco delle linee guida pastorali tracciate dal Vescovo nel corso dell'Assemblea diocesana del giugno scorso. Il raduno di domenica prevede il ritrovo dei confratelli e delle consorelle a partire dalle ore 9 presso la piazza Umberto I di Carasco. Poi alle ore 10 ci sarà la Santa Messa che sarà presieduta dal nostro vescovo diocesano e al termine della messa faremo poi una processione lungo le vie della città e al termine poi della processione, che farà ritorno in piazza Umberto I, consegneremo gli attestati di partecipazione a tutte le confraternite che saranno intervenute. Al di là dei raduni, come si articola l'attività ordinaria delle confraternite? Ma le confraternite nascono fondamentalmente per scopi di carità, di suffragio dei defunti e di aiuto e sostegno alle attività delle parrocchie all'interno delle quali sono inserite. Oggi cerchiamo di portare avanti ancora questi scopi con forme ovviamente rinnovate rispetto a tanti secoli fa, quando le confraternite sono nate, e anche un po' in linea con quelle che sono le linee guida pastorali che il Vescovo ci ha lasciato a giugno. Cercheremo di lavorare in particolare in quest'anno nuovo che si avvicina, alla formazione e alle opere di carità, per cercare davvero di andare avanti così come i nostri padri ci hanno insegnato.